L'intervento di oggi si inserisce all'interno di un progetto che stiamo portando avanti come Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali con il supporto di Union Camere del Veneto e il sistema delle Camere di Commercio regionali. L'obiettivo è quello di esplorare quali sono i percorsi di innovazione tecnologica, in particolare legati all'ambito digitale e industria 4.0 nelle imprese, con un particolare riferimento in questo caso alle imprese che praticano l'economia circolare. Ci interessa capire quali sono i percorsi di innovazione, quali sono le criticità, quali sono anche le specificità delle imprese che in qualche modo si confrontano con i temi del riuso, del riciclo e dell'innovazione legata alla sostenibilità ambientale. Dalle nostre ricerche abbiamo visto che le tecnologie di industria 4.0, dalla robotica alla manifattura additiva, all'internet delle cose, ai big data, possono dare un contributo fondamentale nel controllo dei processi, nella visibilità e nella misurazione, dell'impatto ambientale. Questi sono i temi che andremo a esplorare in particolare attraverso il contatto e il coinvolgimento delle imprese e degli attori della RIR.